Oggi si celebra San Clemente. Il nome Clemente è di origine latina e significa indulgente. Oggi 23 novembre è la giornata mondiale di Fibonacci. Il Fibonacci Day rappresenta un'occasione per ricordare un matematico italiano considerato uno dei più grandi di tutti i tempi. 11-23, cioè 23 novembre secondo la scrittura anglosassone delle date, indica i primi 4 numeri della successione matematica realizzata da Leonardo Pisano, detto Fibonacci, da cui appunto la serie di Fibonacci, che ha contribuito agli studi su popolazione e finanza, ma anche su storia dell'arte e biologia. Il 23 novembre 1980 in Italia si verificò il più forte evento sismico dell'ultimo secolo. La scossa di magnitudo 6.9 con epicentro in Irpinia rase al suolo interi paesi. Le conseguenze furono devastanti, 3.000 vittime e 300.000 sfollati. L'intera penisola fece sentire il proprio sostegno, centinaia di volontari accorsero da ogni dove gettando le basi della futura protezione civile. Ma sapete come funzionano le pile a combustibile? Utilizzate per motori o altri dispositivi, le pile a idrogeno producono elettricità senza combustione. L'unico elemento di scarto risulterà quindi l'acqua, circa 0,1 litro per ogni chilometro percorso. Sebbene a primo impatto si possa avere timore per l'elevata infiammabilità dell'idrogeno, le rigorose protezioni e la robustezza dei serbatoi sono 2 indici di buona affidabilità di questa tipologia di pile. Buona domenica ai 12. Oggi la luna è in Capricorno, ha bisogno di stabilità, ma anche di perdersi nei sogni con la sua quadratura di Nettuno. Allora, cosa accade per i segni zodiacali? Scopriamolo insieme. Ariete, persi in un sogno. Per voi sarà difficile razionalizzare, ma accoglierete oggi tutto come un dono. Toro, per voi la luna in Trigono, ottime notizie per cui l'umore inizia una risalita notevole e anche i sogni, le voglie, ciò che vi sembra irrazionale, avrete la serenità per demandarlo al futuro. Gemelli, per voi oggi si sottrae la luna all'opposizione, quindi torna un umore decisamente più gestibile e sereno, un gran bisogno di riposo, la stanchezza, ricordatevi, è mentale, per cui procedete in maniera più lenta e serena. Cancro, per voi oggi la luna inizia l'opposizione, quando la luna è in Capricorno, tra l'altro per voi è un pochino complicata, ma peraltro quadra a Nettuno, per cui oggi qualcosa potrebbe rischiare di confondervi, non lasciatevi prendere da dubbi o da ansie. Leone, e allora, perdete l'appoggio della luna, ma è più diretto Marte, è più chiaro, è più forte. Oggi una lunga domenica di passioni. Vergine, per voi questa configurazione zodiacale è un po' faticosa, proprio perché il Sole è entrato in Sagittario, Marte è quadrato, per cui oggi comincerete a perdere un po' di energia. Riposate. Bilancia, Sole e Marte si spostano nell'amico Sagittario, ottimo per l'energia in risalita, l'umore un po' meno perché la luna quadra in Capricorno, quindi guadagnate in qualcosa, perdete un po' in altro. Cosa accade invece alla Scorpione? Il vostro cielo zodiacale oggi è decisamente un po' più leggero. Venere ha ricominciato a funzionare, è più amorevole, più leggera, più sottile, più bella, come voi. Sagittario, trionfate oggi proprio perché il sole incede magnificamente nei vostri gradi. Oggi è il primo giorno della vostra stagione annuale, per cui cariche di energia e forti di nuovo vi ritemprerete con un sole veramente molto generoso.
Capricorno, oggi assieme al Sagittario siete tra i protagonisti della giornata, con la Luna che incede nei vostri gradi e che però quadra a Nettuno. Qualcosa vi confonde e beh, tutto non è razionalizzabile, ma anche voi siete i primi candidati a volersi perdere in un sogno d'amore. Acquario, oggi la giornata è una giornata veramente stupefacente, è piena di intuizioni. Oggi viene fuori il vostro lato intuitivo, emotivo, deduttivo, per cui stupirete un po' tutto con un po' di magia. Nettuno e il suo regno, quello dei pesci, invece oggi sembrano avanzare in una maniera molto interessante. La quadratura della Luna però fa in modo che ci sia qualcosa di disturbante. Oggi la vostra sensibilità è troppo elevata, correte il rischio di ferirvi con poco. Il primo jukebox entrò per la prima volta in funzione il 23 novembre del 1889. Il nuovo strumento si presentava come una cabina di legno alla quale erano collegati 4 tubi di gomma. Da questi, dopo aver inserito 5 centesimi di dollaro, il valore di un nichelino, si poteva ascoltare il disco posto sopra. I jukebox si diffusero dopo la Prima Guerra Mondiale. The final nail in the coffin, letteralmente traducibile con il chiodo finale della bara. È un'espressione che si utilizza quando avviene un evento che provoca inevitabilmente il fallimento di qualcosa che stava già andando male. In italiano si può rendere con la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il matto di oggi è il poeta Paul Celan. Nato da una famiglia ebrea di lingua tedesca, è molto affezionato alla madre, ma oppresso dall'educazione rigida del padre. Scrive le prime poesie a 18 anni, poi la guerra entra nella sua vita. Nel 1941, a causa delle persecuzioni, è costretto a vivere nel ghetto. L'anno seguente i genitori moriranno in un campo di concentramento e lui si incolperà a vita di questo. A Parigi ottiene molti riconoscimenti, ma i premi non bastano a contrastare la crescente depressione che lo affligge. Morirà lasciandosi cadere nella Senna. Ci salutiamo con la frase del giorno. Anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un singolo passo. E dato che non si smette mai di imparare, noi ci addentriamo insieme in un nuovo giorno, sempre con nuove informazioni e curiosità, passo dopo passo. Buona giornata dalla vostra Martina.